Ecco, allora grazie mille intanto a tutti i nostri relatori. Se qualcuno vuole intervenire, ovviamente adesso ne apriamo un dibattito. Ripeto, inerente ai contenuti di questo incontro. Grazie. Chi vuole, non so, facciamo venire qua o... Sì, abbiamo solo questo microfono. Sì. Dobbiamo adattarci. Dico solo due cose velocemente. Volevo solo ringraziare. Io mi chiamo Teresa Lachis, e sono una giurista democratica, insegno a scuola diritto ai ragazzi, per cui oltre alle buone pratiche e al buon senso penso che è importante che insegni loro anche cosa dice la Costituzione, se rispettata o no. E poi sono in una lista di comitati per le elezioni regionali che si chiama l'altro Veneto ora possiamo, ed è fatta di comitati che secondo me è l'unica politica adeguata a cui affidarsi come questa, e volevo ringraziare perché la chiarezza, io ho cominciato a sentire da Mauro perché sono arrivata tardi, ma la chiarezza con cui avete esposto i problemi io non l'ho sentita recentemente rispetto a non notavo da nessuna parte. Chiarezza, adeguatezza degli incontri, confronto rispetto alle buone pratiche, la parola degli amministratori locali e il rapporto tra cittadini. Volevo soltanto dire una cosa come giurista, che secondo me il tema anche forte è quello della partecipazione, una partecipazione che non è solo un dibattito pubblico affollato, partecipato, ma è poter essere ascoltati, presi in considerazione, valutati nelle motivazioni che eventualmente si rifiutano, e poi incidere in una democrazia deliberativa che ha bisogno di questa competenza, perché il politichese partitico ormai è svuotato di competenza, c'è solo una gerarchia e un impeto autoritario, ma di queste cose informative che propongono alternative io non le vedo, almeno sinceramente. E quindi vorrei che sottolineaste questa cosa della competenza di base, che è una cosa assolutamente da prendere in considerazione per un tema che non è l'illegalità delle persone che protestano, ma una presa di posizione contro la qualificazione di questi atti come illegali, che sono temi di disobbedienza civile, ne abbiamo parlato, vuol dire che sono persone consapevoli che la norma non va bene, non è attuata o non si basa su motivi adeguati. Grazie. Salve, io sono Lorenzo Tumino e sono qui in Portoguarese come molti di voi. Con Gobate in Ottave abbiamo avuto un confronto tempo fa e devo dire che sono ragazzi splendidi, sono molto informati e stanno facendo un grande lavoro. Visto che siamo a Portogruaro e parliamo di uso di denaro pubblico e di informazione, quello che io chiedo a tutti i cittadini di qualsiasi colore politico, perché qua si parla di soldi pubblici, quindi soldi di tutti, è informarsi sempre, come stanno facendo questi ragazzi qua. Cosa che non fanno tanti cittadini, per esempio, è andare sul sito del comune di Portogruaro ad analizzare i bilanci e le voci di bilancio. Posso fare un esempio giusto per ricordare piccole cose. Stiamo parlando di uso di denaro pubblico. Qui a Portogruaro c'è un'altra opera che sta partendo, pochi magari lo sanno, è un parcheggio sotterraneo, che parliamo di denaro pubblico, ok? Viene sbandierata come un'opera necessaria, quando oltre il 30% dei parcheggi a Portogruaro sono vuoti. Quindi bisognerebbe capire che magari non serve parcheggiare la macchina a 25 cm da dove si vuole andare, ma fare 20 metri a piedi non costa niente. Io ho parlato con alcuni imprenditori e mi dicono che quest'opera inizialmente mi pare stimata attorno ai 4 milioni, drenando una marea di risorse europee. Mi pare che alcuni imprenditori mi dicono difficilmente costerà 4 milioni. Ho posto il problema se sono stati messi dei tetti alle varianti in corso d'opera, non ho avuto risposte. Per dire cosa? Per dire che i costi, cioè il succo è fare delle gare d'appalto al ribasso, palesemente al ribasso, quando si sa già che il guadagno verrà nelle varianti di queste opere, nelle variazioni dei costi a metà opera. Parliamo della metropolitana di Roma, doveva costare 2 miliardi, sono arrivati a un terzo, è costata 6. La TAV in Piemonte è uguale, e qui andiamo avanti all'infinito.
Posso fare un esempio di come queste risorse possono essere drenate per il sociale. Abbiamo parlato delle scuole o del turismo. In questa zona come possiamo portare soldi? Con il turismo? Non abbiamo zone industriali, ormai sono svuotate. Portogallo è una zona latifondista da 200 anni. Il comune di Portogruaro è uno tra i, credo, 2 o 3 comuni veneti con 27.000 abitanti, parliamo di comuni dai 20 ai 30.000 abitanti, che per esempio nella previsione di bilancio che trovate sul sito del 2014, alla voce 7 ha stanziato 0 euro per il turismo. Vuol dire condannare a morte la PMI, piccola e media impresa, che crea dipendenti. Ha stanziato solo 10.000 euro per le politiche sul lavoro. Allora voglio dire, mettiamo che siano 4 milioni di euro in un parcheggio sotterraneo, con i problemi idrogeologici che abbiamo. Un'alluvione qua a novembre è costata 800.000 euro, adesso chiaramente siamo in campagna elettorale, sono improvvisamente arrivati 200.000 euro tirati fuori da un bilancio comunale già approvato in regione, quindi non si sa come mai dove hanno trovato i soldi dopo l'approvazione del bilancio, ma sono gli spot elettorali come Renzi ha trovato in un paese come il nostro dove ci sono 2.000 miliardi di debiti. Renzi ha trovato improvvisamente 1 miliardo di tesoretto da destinare agli indigenti, e quando sappiamo che ha tagliato 10 miliardi agli enti locali. Portogruaro sarà interessato per 570.000 euro di tagli per gli 80 euro che non sono coperti, per cui scatteranno le clausole di salvaguardia. Cosa sono le clausole di salvaguardia? Tagli lineari agli enti locali. Non mettiamo tasse, tagliamo gli enti locali. Cosa devono fare questi sindaci? Per tappare i buchi, aumentare le tasse o tagliare i servizi. Quindi questi ragazzi stanno facendo un lavoro grandissimo. Dimentichiamoci la parola no-TAV come terrorista, perché da tutte le parti c'è il no-TAV. Io ho parlato, guardi, ieri con un imprenditore che mi ha detto avranno anche ragione, però, scusate la parola, cazzo, vengono là, spaccano le macchine, se io sono un imprenditore li prendo sotto. Ho detto, ho capito, ma tu hai leggi sul giornale che questi vanno a demolire gli automezzi. Non è vero. Allora, l'informazione deve essere informazione, però la colpa, in questi anni sappiamo che noi cittadini, che leggiamo i titoli dei giornali, forse guardiamo una fotografia, ma non andiamo a informarci. Quindi la prima cosa è informarsi, siamo cittadini. Gli amministratori, e questi sono grandi amministratori, ricordano che il denaro che si usa non è denaro loro, ma è denaro nostro. Grazie. Come vuole? Sono Valentino Zanone, sono un notav, sono rosso-verde e sono notav. Sono notav perché sono stato pendolare 40 anni, ho vissuto sulla mia pelle la noncuranza delle ferrovie dello Stato. Sono notav perché ho lavorato 40 anni come responsabile acquisti sul leader mondiale delle costruzioni delle macchine ferroviarie Mecnaftera-Speno. Le vendevamo per la manutenzione delle linee ferroviarie in tutto il mondo dal Sudafrica alla Grecia, all'America, alla Siberia, a tutti i paesi europei a cui interessava una velocità discreta di scorrimento delle macchine. Non lavoriamo, non abbiamo mai lavorato per l'Italia, a cui non interessa la manutenzione ferroviaria. Quindi sono notav per questi argomenti. Grazie. Allora, io vorrei dire una cosa, che vi ringrazio per l'impegno e ringrazio loro per fare cultura, soprattutto Olivia che va nelle scuole e pensa ai ragazzi e pensa a insegnare, a portare un esempio di coerenza fra quello che si ritiene giusto, una posizione etica e i comportamenti conseguenti. Perché in Italia non c'è nessuna categoria, secondo me, che esula dal cercare un interesse in quello che porta avanti. E mi spiace dirlo perché sono italiana e sono anche insegnante, quindi ci tengo alla cultura di questo paese. Ma, per esempio, analizzando la posizione di Henry De Luca in questo momento, Henry De Luca, lui ha ricevuto la solidarietà della cultura internazionale, non ha ricevuto in modo attivo la solidarietà degli scrittori italiani, perché se poi tu prendi certe posizioni, secondo me non ci arrivi più a prendere il premio che conosciamo senza citare eccetera eccetera. E questo è molto triste da notare, ma va anche detto. Va detto perché tutti noi sappiamo chi è Henry De Luca, cosa ha detto, cosa ha scritto e sappiamo perché è intervenuto. Quindi io vorrei semplicemente ricordare e ringraziare loro anche per questo esempio di coerenza.
si parla anche di Europa, la situazione negli altri paesi riguardo l'alta velocità è paragonabile, assimilabile, lo chiedo da ignorante o comunque da poco competente sicuramente, a quello che succede in Italia in rapporto alla questione alta velocità. Succede o cosa succede in giro per l'Europa? Grazie. Ma l'abbiamo detto prima, credo che ci sia un ripensamento collettivo sull'alta velocità. In Germania in effetti stanno ripensando soprattutto ai nuovi investimenti. In Francia l'abbiamo visto, non sono finanziate nuove opere ad alta velocità. Ma il problema è proprio qui. Qualcuno sta dicendo dobbiamo trasferire le merci dalla gomma al ferro perché per una questione ecologica. Allora, noi lo viviamo in prima persona. Faccio l'esempio della Valle di Susa, che è di nuovo emblematico. Il traforo autostradale del Freius è percorso da circa 2000 tir al giorno, per un totale di 600.000-700.000 tir all'anno, che è un terzo di quanto viene percorso su altri trafori. Quindi si sta spostando anche la domanda di traffico, perché una volta era trasversale, l'Italia trasferiva merci in Francia e viceversa, quindi un collegamento est-ovest, ovest-est. L'ingresso delle economie orientali che portano le merci, le trasferiscono sui porti, Marsiglia, Genova, non so qui, Mestre credo, e da Hamburgo verso il centro, crea questo squilibrio del traffico, quindi si è radicalmente cambiato l'assetto complessivo. Poi c'è un'altra questione, le merci, il valore aggiunto delle merci non è più dato dal trasporto di materiale ferrosio o di grandi quantità, ma si trasporta in misura maggiore computer, roba piccola, quindi anche qui cambia la struttura del trasporto. Tutto questo dovrebbe portare a un ripensamento globale a livello europeo, cosa che non c'è. I modelli sulle linee, sulle grosse linee TEN continuano ad essere quelli di 10-20 anni fa, cioè non siamo, dal nostro punto di vista, non lo dico io, lo dicono i nostri tecnici, non siamo ancora entrati nella logica dell'idea di cambiare il sistema di trasporto e il sistema di collegamenti, e questo porta questi modelli, porta al fatto che continuano a dire lo vuole l'Europa in realtà se ne frega, perché l'Europa subisce le pressioni dei governi e cerca di fare dei programmi mettendo insieme questo collage di richieste, senza avere una linea ben precisa che tiene conto di queste nuove esigenze di trasporto. Ma quello che continuiamo a dire noi è che il trasporto deve cambiare a livello locale. Viaggiamo, utilizziamo le macchine in modo stupido. Spostiamo una tonnellata di lamiera per portare una persona che pesa 60 kg. Abbiamo del trasporto pubblico locale che è sottoutilizzato o che è utilizzato male. In effetti da noi, per dimostrare che le linee sono sature, fanno correre un treno ogni mezz'ora e abbiamo dei treni delle ore notturne vuote, e anche lì sono migliaia di chili di lamiera che si spostano, che consumano energia per trasportare 2 o 3 persone. Allora, piuttosto di far spostare un treno vuoto, mettiamo un taxi che porta 2 o 3 persone che viaggiano di notte per i loro motivi. Tutte queste, il BlaBlaCar, che è un modo intelligente anche di utilizzare le macchine che si spostano, comportano una revisione complessiva del sistema di trasporto, merci e persone, che deve essere affrontato in termini di modernità. Loro sono rimasti ai tempi di Cavour come trasporto, come dire, arriva alla stazione, arriva alla ferrovia e decolla l'economia. No, è l'economia che decolla che chiede alla ferrovia, non possiamo dire arriviamo col treno o facciamo un sistema di trasporto e decolla l'economia. L'equazione infrastruttura uguale sviluppo
è un'equazione stupida, perché lo sviluppo che chiede l'infrastruttura non è l'infrastruttura che crea sviluppo. Credo che questa equazione debba essere ridiscussa. Volevo fare un inciso rispetto alla domanda. La Torino-Lione è stata concepita, come peraltro le reti TEN, negli anni 90 su un dato, una proiezione che prevedeva un incremento del PIL in Italia, ad esempio, del 2% all'anno dal 1990 al 2020. Ecco, questo è il contesto in cui si è sviluppato questo nostro progetto Torino-Lione e di conseguenza tutte le reti TEN a livello europeo. Mi pare che sarebbe giunto il momento di prendere atto che forse quelle previsioni non sono state rispettate o perlomeno non erano adeguate alla realtà. In merito invece al dibattito istituzioni, cittadini, ma io quando parlo di istituzioni io faccio parte delle istituzioni e credo di essere l'istituzione più vicina ai cittadini. La distanza qual è? Tra i cittadini e le istituzioni locali e il governo centrale e il potere centrale. Noi siamo stati sentiti decine di volte, in decine di incontri a Roma, in regione, ovunque. Anche la Commissione europea è venuta a trovarmi nel mio comune, ma non siamo mai stati ascoltati, noi siamo sempre solo stati sentiti. Sì, prego. Sì, un attimo c'è la signora qua davanti, poi il signore in fondo. Posso venire di un attimo? Certo. Così. Sì. Grazie. Sì, innanzitutto volevo ringraziare il gruppo di Portogruaro perché con queste iniziative chiaramente mantiene i riflettori accesi su argomenti di cui abbiamo sentito parlare diciamo di più qualche anno fa, poi c'è stato come una sorta di silenzio proprio per le ragioni che si spiegavano prima, perché non c'è nessuna volontà come dire, istituzionale, ministeriale a che si parli di questi argomenti, proprio perché dietro ci sono delle dinamiche che non hanno niente a che fare con adeguamenti, con miglioramenti, con il voler portare il nostro paese ad essere una nazione competitiva. E volevo ringraziare la testimonianza dei sindaci qui presenti stamattina perché appunto loro rappresentano le volontà territoriali. Io risiedo a Quarto d'Altino e attualmente sono consigliere di opposizione all'interno del nostro comune. Il nostro comune nel 2012 si è espresso con parere assolutamente negativo a qualunque soluzione che parlasse di alta velocità. E mi auguro che l'idea sia ancora quella, nel senso che i deliberati che sono agli atti dell'attività del comune sono questi, dicono che non va bene né il litoraneo, né il quadruplicamento, né l'affiancamento all'attuale autostrada e così via, quindi a nessun progetto che è stato rimaneggiato e rivisto anche nel corso di questi anni, perché quello su cui bisogna lavorare è l'efficienza e l'efficientamento effettivo. Abbiamo una rete ferroviaria infrastrutturale che è comunque capillare, può considerarsi tale, deve essere ammodernizzata con sistemi di controllo e con eventualmente un ammodernamento anche dei mezzi di trasporto, ma che vada a soddisfare quelle che sono le esigenze effettive del territorio, quindi c'è uno scollamento totale tra quello che è il contesto reale di bisogni e quelle che sono le idee di sviluppo. Cosa succede? Fintanto che all'interno dei documenti ufficiali dei ministeri, delle infrastrutture, continuano ad apparire elenchi sintetici di quelle che sono le opere strategiche, è chiaro che questi progetti non verranno portati avanti. C'è una volontà di drenare i finanziamenti pubblici andando a indebitare sempre più il nostro paese e dall'altra parte il non finanziamento dei comuni in quella che è la loro gestione ordinaria. Quello che potrà verosimilmente succedere a brevissimo è che tanti comuni dovranno consegnare le chiavi al governo centrale perché non hanno effettivamente le risorse per pagare la spesa corrente, quindi non solo eventuali interventi diciamo di mantenimento, di manutenzione
di quelli che sono gli edifici ad uso pubblico, ma non avranno neanche il che di pagare gli stipendi ai dipendenti, e questo è un problema che investe dal piccolo comune come può essere Quarto d'Altino, siamo 8.300 abitanti, poi passando ai grandi comuni, perché le uniche realtà che beneficiano in tutto questo meccanismo distorsivo di indebitamento saranno i grandi comuni, Milano, Torino, Venezia, no? Per i quali vengono fatte addirittura delle leggi ad hoc di salvataggio, ma tutto il resto, come dire, non avrà più neanche il minimo sindacale per far funzionare il sistema. Quindi ci troviamo oggi, secondo me, in un momento molto importante di questo passaggio, in cui i cittadini devono prendere sul serio come dire, una decisione su chi affidare il governo dei loro territori e del loro paese. Le elezioni regionali sono molto vicine, riflettiamo molto bene, perché chi deve andare in regione a decidere se sottoscrivere o meno, se siglare o meno, se mantenere questi impegni del governo statale, dovrà assicurarci che la TAV, l'alta velocità così come l'hanno messa su carta, non serve, perché ci serve un sistema ferroviario efficiente che ci porti al lavoro garantendoci di arrivare al lavoro, e che stralci da questi documenti tutte queste grandi opere che non hanno alcun beneficio sul nostro territorio, quindi alcun beneficio sulla vita degli italiani, ma che hanno solo un risvolto appunto di distorcere il finanziamento pubblico, peraltro andando ad alimentare l'indebitamento. C'era un attimo il signore prima in fondo. Buongiorno, ringrazio il Comitato Notaio di Portogallo per questa assemblea. Volevo portare l'attenzione di questa assemblea che poco tempo fa ci sono state delle proteste a Cinto e a Pramaggiore sul discorso delle centrali. Voi sapete che è un problema molto sentito in questo, e dico così, porto al corrente finalmente qualcosa di positivo su questo campo succede. I sindaci di Pramaggiore e di Cinto si sono presi l'onere di andare in regione e di dichiarare che queste centrali inquinano e non sono utili per la nostra società, per la cittadinanza. E finalmente un ente molto, diciamo così, postioso su questo problema si è dichiarato contro una parte, diciamo, di aumento di potenza di questa centrale. Diciamo che dopo tanti anni un piccolo spiraglio, un piccolo così, tassello della nostra battaglia, delle nostre informazioni, delle nostre diciamo così, sofferenze di fronte a queste centrali, e ne nasceranno ancora, perché ho sentito che forse ne nascerà anche una a Lison. Io mi auguro di no, però voi tutti sapete che questi sindaci di queste parti qua sono sindaci abbastanza, diciamo così, scadenti, e quindi non si interessano di queste cose. Noi in questo momento vigileremo con i prossimi amministratori di Portogallo affinché questa ventilata centrale di Lison venga fatta. Però ci sono delle chiacchiere, ci sono già stati degli acquisti di terreni molto sospetti, e quindi vigileremo. Sul secondo punto, io sul problema della TAV non dico più di tanto. Io dico una cosa: ringrazio questi sindaci che
sento che da quasi 20 anni la popolazione, le sue popolazioni da quasi 20 anni tengono duro su questo problema, contro tutto, politici, industriali, giornalisti, tecnici, guarda, vi ringrazio di cuore di aver tenuto duro tutti questi anni e ancora adesso avete tutto l'appoggio delle vostre popolazioni per andare avanti su questo problema qua. Io vi auguro che, non so, fra qualche anno ci sentiremo nel dire che, non diciamo che abbiamo vinto, ma diciamo che abbiamo fatto delle cose giuste per le nostre popolazioni e anche per i nostri figli. Come diceva un capo indiano, Peli Rossa, che adesso diciamo che anche la Val di Susa è una valle, diciamo così, tenuta sotto controllo dalla polizia, quindi siete anche voi diceva che la terra non è nostra, l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Grazie. Quanti poi vogliono intervenire? Che facciamo un attimo 1, 2 e 3. Ok, bene. Grazie a Libera, grazie a Notav, grazie a questi sindaci, grazie al giornalista. Io faccio parte di un'associazione che si chiama Limen Universalis e si batte per la salute nell'ambiente e nel territorio. Sono anche un medico di famiglia e dentro a questa associazione mi batto perché si conosca di che cosa moriamo, qual è l'incidenza delle malattie che siamo costretti ad affrontare, qual è il reale incremento della patologia tumorale. Queste cose non le sappiamo perché non abbiamo un registro di tumori e delle patologie. Però, pur non avendo questo registro, si pensa già a costruire un ospedale nuovo, che probabilmente, anzi sicuramente, non serve, perché ci sono già 2 ospedali che se fossero correttamente finanziati funzionerebbero benissimo e sarebbero più che sufficienti a curare la nostra gente. Da circa 2 anni e mezzo abbiamo chiesto con forza alla Regione che anche questa zona abbia questo registro di tumori e delle patologie. La Regione ci ha risposto che non ci sono i fondi per fare questo registro dei tumori e delle patologie. La Regione però trova i fondi per fare queste opere ciclopiche, come il Mose, come l'ospedale nuovo di Mestre, come il futuro ospedale nuovo che probabilmente faranno qua. E queste opere ciclopiche, come sarà quella della TAV, in realtà i cittadini sanno bene, si sa quando cominciano ma non si sa quando finiscono perché sono delle imprese epocali. Credo che se i faraoni d'Egitto avessero avuto la nostra stessa classe dirigente, noi adesso non avremmo le piramidi. Credo anche un'altra cosa, che per quanto riguarda la TAV, ora che sarà finita avremo già i sistemi di teletrasporto di Star Trek. Ci sono 30 anni, credo che ci teletrasporteremo. Finisco chiedendo appunto e mettendo anche in relazione a queste cose, no? la mancanza totale di interesse per i bisogni del cittadino, per la salute del cittadino, perché se non mi ricordo male, probabilmente da questi trafori che vengono fatti si sprigiona un gas, no? una sostanza, amianto, ma l'ho sentito anche rado. Che sono tossicissimi, cioè l'amianto sappiamo che è cancerogeno. Esisterebbe anche un principio di precauzione che per la Costituzione italiana è legge. Non si può mettere in pericolo una popolazione se c'è anche il minimo dubbio che questa popolazione potrebbe avere dei danni alla salute.
Nel nostro piccolissimo territorio ci sono tantissimi inceneritori, li chiamo inceneratori anche se poi vengono propagandati con altro nome. Questi inceneritori ci buttano addosso ogni giorno quantità impressionanti di polveri sottili, ultrasottili e di tossici, fra i quali anche la diossina. Purtroppo però l'ARPAV non ha i soldi, non ci può dire la quantità e la qualità di queste polveri sottili, di diossina e di polveri ultrasottili. Purtroppo in Italia i giudici non hanno la legge, non hanno le leggi per quantificare i danni dovuti a queste polveri sottili e ultrasottili. In Italia le polveri sottili e ultrasottili non esistono, per legge non esistono. Stiamo ancora aspettando che questa legge sui reati ambientali, che comprende appunto anche l'inquinamento con polveri sottili e ultrasottili, questa legge appunto attende da anni in qualche cassetto. Noi adesso stiamo cominciando a raccogliere le firme per richiedere nuovamente alla Regione che venga fatto questo registro delle patologie e dei tumori. Si diceva prima che noi stiamo vivendo in una oligarchia che manipola l'informazione. Io però qui vedo tante persone e tante ce n'erano anche ieri sera alla nostra conferenza e quindi questo mi fa capire che il desiderio di conoscenza delle persone è molto grande. Molte persone sono interessate a ricevere informazioni come quelle che avete dato voi oggi in maniera pulita, in maniera vera e semplicemente, quindi grazie. Siccome l'amico di prima ha citato un detto pelle rossa, io vorrei citarne uno di un fu giovane rivoluzionario cinese che diceva tutti notano la violenza del fiume che rompe gli argini, nessuno nota la violenza degli argini che lo contengono. Mi chiamo Marco Simeonato e sono un cittadino di Quarto d'Altino interessato che ha seguito la questione fin dall'inizio, insomma, come comunità montana. Ecco, io volevo fare un intervento un attimo slegato, cioè sottolineare come qui a Portogruaro la commissione fra Notav e Libera mi sembri molto azzeccata. A supporto di questo vorrei citare un articolo, anche ritornando al discorso della necessità di informarci, insomma, di avere delle informazioni, un articolo che era apparso sul settimanale Carta Est Nord nel 2011 e che si intitolava A Nord-Est le mafie all'assalto della TAV, perché c'era un rapporto della DIA in cui, ve la faccio breve, insomma, metteva direttamente in relazione il fatto che soprattutto il Friuli Venezia Giulia fosse interessato da il finanziamento legato alla TAV, non si faceva esplicito riferimento alla TAV sul rapporto della DIA, però la definizione che veniva data era all'incirca questa, cioè come il Friuli sia attualmente interessato da investimenti pubblici ingenti relativi alla realizzazione di opere di carattere strategico che si sovrapporranno temporalmente ad altre già in corso per la trasformazione strutturale della rete viaria regionale con effetti sulla viabilità nazionale e transnazionale. Io, leggendo queste parole, riassumo in TAV, legava questi ingenti finanziamenti alla presenza anche stabile di mafiosi, e questo è scritto in un rapporto della DIA del 2011, e per cui questo connubio è abbastanza, mi sembra, azzeccato, perché dire no alla TAV è un po' anche dire no alla mafia e alla corruzione che porta, che in realtà
è il reale motivo, mi sembra, di queste grandi opere, insomma, e ne siamo coscienti tutti. Sempre per il discorso dell'informazione, legato anche a un'altra cosa, la memoria, io vorrei fare un appello a questo periodo di elezioni, quindi periodo anche di grandi pressioni delle varie lobby e degli industriali. Vorrei fare un appello tipo chi l'ha visto, gli industriali che nel 2011 hanno fatto questo convegno che si intitolava Obiettivo alta velocità, la TAV ce la facciamo da soli, perché gli investimenti hanno detto, la gente che spendeva i soldi per la TAV c'era. Qua ci sono venuti fuori tanti articoli e sapere se qualcuno ha visto qualcuno di questi industriali che ha organizzato questo convegno e che ha partecipato dicendo questa cavolata enorme. Grazie. Adesso qui inizialmente voglio ringraziare il gruppo Notav di Portogruaro e Libera che ha organizzato questo incontro, perché se non fosse per loro probabilmente nessun altro parlerebbe di questi argomenti. Inoltre voglio riprendere il concetto che è stato precedentemente citato di partecipazione. Chiaramente è fondamentale che le persone risveglino la loro coscienza per poter difendere i diritti che quotidianamente vengono calpestati, riprendendo il concetto che ha parlato, che ha citato la dottoressa Lapis. Quindi coloro che sentono e che percepiscono chiaramente di dover fare qualcosa per la collettività possono benissimo partecipare al gruppo Notav e a Libera, e le porte sono aperte a chiunque. Poi voglio in ultimo ringraziare pubblicamente l'amministrazione di Portogruaro, che ancora una volta ha manifestato l'interesse di boicottare un'informazione libera e che vuole in qualche modo portare elementi validi per informare i cittadini. Grazie. Io avrei una richiesta da fare ai due sindaci, se è possibile, no? Perché il gruppo Notav Portogruaro non ha mai chiesto all'amministrazione comunale di essere Notav, mai, assolutamente. Abbiamo chiesto il coinvolgimento cittadino attraverso richieste, atti pubblici, comunicati. Abbiamo chiesto in 4 anni 4 volte l'istituzione di un tavolo tecnico, dicendo noi individuiamo come gruppo Notav alcuni esperti, voi individuatene altri, mettiamoli assieme, facciamolo in modo pubblico, in modo che anche il cittadino possa intervenire se ha delle domande, delle questioni, e discutiamone pubblicamente, entrando nel merito della questione. Abbiamo chiesto, non ci hanno mai risposto, assolutamente. Abbiamo chiesto 2 volte, anche attraverso petizioni, quindi raccolta firme, quindi con un modo di partecipazione ampio, di invitare in consiglio comunale l'ingegner Cicconi, che ha dato la sua disponibilità in questo, ma non come cosa straordinaria, ma come, lo faccio presente alla Teresa che prima parlava proprio anche di questo aspetto, in pieno rispetto dell'articolo 61,2 del Consiglio Comunale, che prevede la partecipazione di tecnici esterni al Consiglio su temi di rilevante importanza. E su questo ci hanno risposto in modo scritto il sindaco, dicendo che il Consiglio Comunale non è un luogo per fare convegni. Abbiamo anche organizzato, perché ci siamo posti la questione, forse sono i tecnici che fanno paura, allora abbiamo organizzato un piccolo gazebo, insomma, in uno spazio pubblico a Portogruaro, e li abbiamo invitati a relazionarci direttamente con noi. Non saranno tecnici, siamo solo noi, facciamo una bella chiacchierata in modo pubblico, aperto, e discutiamo, vediamo insomma di iniziare un percorso. Non si sono presentati, non ci hanno risposto. Questa è un po' l'esperienza di 4 anni, non abbiamo mai chiesto al comune di essere Notav, abbiamo chiesto partecipazione e discussione di merito, c'è stata a volte negata, a volte non hanno risposto, e questo è un po' quanto. Ora ci sono le elezioni, ci sarà il cambio di sindaco, per quello che c'è non si ricandida più. Quindi non si ricandida in regione. Sì, non si ricandida più come sindaco al comune di Portogruaro, quindi ce ne sarà uno nuovo. Speriamo di partire con un piglio diverso, ed è proprio qui la richiesta che vi faccio.
dateci dei consigli su quale primo approccio avere con un nuovo sindaco che arriverà. Grazie. Vuoi dei consigli? Sì, sì. Posso dare un consiglio? Venite voi a governare qui. No, ma non ci conoscete bene. No, buongiorno a tutti, volevo dare anch'io una parola da semplice cittadino, visto che sia come comitato e prossimamente come speriamo rappresentante di un po' di cittadini dovremo confrontarci. In questo territorio sono sorti talmente tanti comitati che un motivo c'è. Voi ormai avete detto tutto e di più. È poco che stiamo a dire qua in questo momento sotto le elezioni, e ci saranno dei confronti sicuramente, sì, anche noi pensavamo così. La storia e quanto è stato detto minimo in questi ultimi 5 anni ci devono insegnare molte cose. Se qualcuno è stato sordo fino adesso, i cittadini lo devono ricordare benissimo. Il nostro territorio ha fatto una battaglia 2 legislature fa contro la Miran, e contro la Miran qualche amministrazione è riuscita a vincere le nostre amministrative. Si sono dimenticati delle centrali nominate prima dal signor Silvio, si sono dimenticati della TAV, il TAV. L'avevamo detto in tempi non sospetti che era assolutamente un progetto con poco senso. L'abbiamo detto per diversi altri motivi, l'abbiamo detto per il registro tumori, ci siamo battuti già da 3, 4, 5 anni. All'improvviso tutte queste cose qua, per quelli un po' al di fuori, i comitati, sono diventate cose importanti. Quindi voi avete già detto il tutto e il più. Gli amministratori e questa amministrazione che è rimasta sorda a tutti gli interventi dei comitati, in qualche maniera dovrà rispondere. Ed è giusto, come lo state facendo voi, e qua ci sono amministratori che sono arrivati anche da molto distante, di non trascurare quello che il cittadino continuamente vuole dire alle amministrazioni. Si continua a fare esattamente quello che uno ha in mente. Ci sarà anche un nostro rappresentante del territorio, e ne abbiamo avuti con molta difficoltà anche a livello nazionale, che hanno preso queste scelte, c'è poco da fare. E quindi se la gente si ricorda, vorrà ricordarsi, benissimo, perché qua ci sono dei cittadini che l'avranno detto decine e centinaia di volte, sia per il registro tumori che per diciamo, le centrali biomassa. Avevamo chiesto un documento chiaro di presa di posizione per il territorio, quindi non c'era una questione di spending review e di ulteriori fondi da spendere, c'era solo una questione di buona volontà e di, dopo essere confrontati con tutti i cittadini, prendere una posizione chiara. Purtroppo, molte volte i cittadini vengono dimenticati, salvo ricordarsi solamente in piccolissimi periodi sotto le elezioni. Vi fa onore a voi che siete qua, a voi che avete continuato una battaglia, che chi già dalla prima ora vi ha appoggiato e vi continuerà ad appoggiare, perché il progetto del TAV è un progetto senza senso. Qui la linea Venezia-Trieste è sottoutilizzata del 50%, l'ho detto prima Mauro, e poi si andrebbe a coprire solamente un 12% di utenza. Quindi che senso ha? Che senso ha? Vi voglio ringraziare tutti quanti e buon lavoro. C'è qualcuno che vuole ancora intervenire? Possiamo far finire il sindaco? No, io volevo dire che i rapporti fra amministratori e comitati non sono mai facili. Anche noi non è tutto rose e fiori, litighiamo furiosamente con i comitati, perché certe volte i nostri comitati ci spingono, ci premono a fare azioni che magari sono anche contro la nostra volontà in certi termini. Quindi nel costruire, ed è un rapporto che deve essere costruito, alimentato e continuamente reinventato.
Dico ancora due cose. Quando si parla di Erich De Luca che ha avuto ha fatto delle considerazioni che hanno destato scandalo sul fatto della violenza, di tutti questi aspetti. Quello che sentiamo molto forte noi come amministratori che devono gestire una molteplicità di problemi è la sicurezza dei nostri ragazzi. In effetti è facile dire, e l'abbiamo detto, quando si fanno dei discorsi ragionevoli non li ascolta nessuno. Quando si tira una pietra, da Davide e Goliat poi gli effetti ci sono, in termini di immaginario collettivo. Ma la preoccupazione che abbiamo noi è che nessuno si faccia male. E quindi questo è abbiamo anche un ruolo come amministratori che non è quello di fare gli agitatori di popolo. Io ho due figli, uno di questi ha una testa abbastanza calda, per fortuna adesso è in Norvegia, ma su queste a rinfrescarsi, ma mi metto ho sempre molto presente che quello che diciamo noi, le azioni che facciamo noi, poi vengono recepite in modo magari anche distorto da quelli più giovani. È una grossa responsabilità, su questo ce l'abbiamo, nel cercare di portare avanti delle proteste in termini possibilmente civili e accettando il fatto che comunque se si protesta in termini civili il livello di ascolto sia molto ridotto. Ma prima si citavano le piramidi. Credo che questo sia emblematico del rapporto fra piramide e treno ad alta velocità. In effetti se uno fa il ragionamento cos'è la piramide? È una specie di loculo, no? E la considerazione è tutte queste pietre per un porto solo, credo che sia l'equivalente della nostra ferrovia, che vengono impiegati miliardi per pochissimi treni. Credo che questo sia l'elemento che contraddistingue questi due aspetti. Io vi ringrazio veramente dell'invito, credo che la vostra partecipazione, le vostre domande, l'interesse che dimostrate su questi temi siano molto collegati a quello che abbiamo sempre fatto noi, quindi ci auguriamo di lavorare ancora nel prossimo futuro insieme. Grazie. Allora, grazie mille della presenza, grazie ai nostri relatori, grazie all'hotel che ci ha messo a disposizione la struttura. Alla prossima e niente, grazie, buona domenica.